Buongiorno, Focus, bollettino, coltura e erbacee, aggiornamenti. Aggiornamenti che riguarderanno oggi tre argomenti. Il primo, la gestione delle trappole Eliator-F per il monitoraggio degli adulti degli eliarteridi. Il secondo, le previsioni su diabrotica. E il terzo, le possibilità tecnologiche per ridurre la quantità di diserbanti utilizzati nella coltura del mais. Primo argomento, gestione delle trappole Eliator-F. È arrivato il momento di posizionare l'esca per catturare gli adulti di Agriotes ustulatus. Esca che sarà posizionata in posizione alta. Dovremmo anche ricordarci di sostituire, nel caso siano passati 30 giorni, le esche per catturare Agriotes litigiosus e Agriotes sordidus. Agriotes sordidus sarà posizionato nella posizione media, mentre Agriotes litigiosus può essere posizionato insieme a Ustulatus senza interferenze negative nella posizione alta, oppure al posto di Agriotes brevis nella posizione bassa. Ormai sono in esaurimento le catture della specie Agriotes brevis. Argomento numero 2, diabrotica. Nei prossimi giorni saranno fatte le previsioni per indicare quando è possibile seminare il mais come secondo raccolto principalmente, senza favorire lo sviluppo di popolazioni di diabrotica, perché la grande parte delle uova saranno schiuse. Quindi visitate il sito www.venetoagricoltura.org oppure leggete le mail che sono inviate a chi lo ha richiesto continuamente ad ogni emissione del bollettino. Se non lo ricevete potete richiederlo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Successivamente daremo un'altra importante indicazione che sarà quella del momento giusto per cominciare il monitoraggio degli adulti con le trappole cromotropiche. Questo momento che farà partire un altro modello specifico accade quando viene catturato il primo adulto della specie in stagione. Quindi a breve daremo indicazioni anche su questo, quindi continuate a seguire il sito e a leggere le mail che vengono inviate. Terzo argomento, l'innovazione tecnologica per ridurre i diserbanti nel mais. Domani a Valle Vecchia sarà presentata ulteriormente la nuova macchina, la nuova seccatrice innovativa che riesce a lavorare molto vicino alla fila del mais, anche utilizzando telecamere e un sistema di regolazione in continuo, per cui si riesce a lavorare meccanicamente, l'interfila è molto vicino alla fila e contemporaneamente a fare un diserbo di post-emergenza localizzato che quindi consente di ridurre notevolmente, più del 70%, almeno, la superficie di mais trattata con diserbanti. Questo è possibile anche in preemergenza, quindi c'è una serie di soluzioni che consentono di ridurre significativamente la quantità di diserbanti distribuiti su mais. Una procedura che si basa sulle innovazioni tecnologiche, sull'agricoltura di precisione a partire dalla semina in RTK che consente di essere più precisi e di ridurre ancora di più le quantità di diserbanti su mais. C'è un video che viene lanciato su questo e ci sarà una dimostrazione in campo, quindi seguite il sito, potete osservare il video e chiedete per aggiornamenti, per chiarimenti, vi sarà data risposta. Alla prossima!